Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati con gli appuntamenti live di friulitv.net, aggiornamenti chiaramente di cronaca dei fatti accaduti nelle ultime ore in regione. Apriamo subito con il legame del maltempo per dire che dalle prime luci dell'alba problemi sulla tratta ferroviaria tra Monfalcone e Venezia Mestre per un fulmine che ha centrato i cavi dell'alimentazione elettrica tra le stazioni di San Stino di Livenza e San Donaiesolo. Sul posto stanno operando i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. 4 treni regionali cancellati, 8 limitati, 2 Frecciarossa con ritardi di oltre 70 minuti. Attivate le linee bus alternative. Circolazione rallentata anche sulla tratta tra Udine e Venezia Mestre con treni che hanno accumulato ritardi tra i 15 e i 20 minuti. E adesso ci trasferiamo a Udine per un incidente stradale accaduto questa mattina sulla rotatoria di Paparotti, per la precisione via Cussignaco, la strada che porta verso la zona artigianale industriale di Pradamano. Sono 5 auto coinvolte e uno scooter. Per fortuna di quello che ci è giunto in redazione, i feriti non sono gravi. Una persona portata in ospedale per accertamenti. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco con 2 squadre giunte dal comando provinciale per la messa in sicurezza e la bonifica della sede stradale, rilievi di legge da parte della polizia locale. E un altro incidente, in questo caso è accaduto ieri sera, per fortuna senza feriti e conseguenze, che ha impegnato una decina di volontari di coadiuvare le forze dell'ordine intervenute a San Giorgio di Nogaro lungo la strada statale 14. Un autotreno nell'affrontare la rotonda di via Europa Unita presso l'autostazione ha perso il suo carico di lamiere per circa 300 quintali che sono finiti sulla sede stradale. I carabinieri della stazione di San Giorgio hanno sovrainteso le operazioni di recupero del materiale e alla viabilità coadiuvati come sempre dalla protezione civile, insieme sul posto anche il primo cittadino di San Giorgio e un consigliere che fa parte appunto della protezione civile, oltre ai vigili del fuoco chiaramente che hanno operato con delle autogru per il recupero del materiale. Tra l'altro anche un mezzo dell'ACI e un camion con autogru attrezzato. Il tutto è stato concluso con successo poco prima delle 23. La strada è stata riaperta al traffico nella massima sicurezza. Vedete anche le immagini, le foto che ci sono appena giunte in redazione. Ora parliamo di Polfer per dire che sono 36 gli operatori della Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia impegnati il 3 agosto scorso in verifiche e controlli sul territorio per contrastare il furto di rame e metalli preziosi in ambito ferroviario. Non sono stati accertati reati né sono emerse irregolarità ed elevate sanzioni, ma sono state verificate in particolare 7 depositi di rottami e compiute 21 ispezioni lungo la linea ferroviaria e su strada. 53 le persone sottoposte complessivamente ad accertamenti tra gli addetti al comparto. Obiettivo dell'operazione è scoraggiare i singoli e le organizzazioni criminali attive nei furti di rame e altri metalli e di scoprire eventuali collegamenti tra furti e ricettazione di rame, di componenti metalliche o di diversi materiali destinati all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici gestiti da soggetti pubblici o da privati. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del mattino. Per le altre notizie chiaramente potete visitare il nostro sito www.friulitv.net. Il live torna nel primo pomeriggio. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero?
Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.